E attorno allo stato di salute mentale, sulla figura di Alejandro Augusto Stefan Meran, che si sta concentrando un filotto dell'indagine. Sin dalle prime battute, seguendo le testimonianze del fratello del killer Carlise Meran e della madre dei due, il 29enne soffrirebbe di disturbi psichici. Aspetto poi ripreso e per così dire confermato dal servizio delle Iene su Italia 1, che attraverso alcune dichiarazioni telefoniche con un'amica della madre di Alejandro Meran porta alla scoperta l'appello della famiglia per arrivare a un'assistenza per il ragazzo malato di schizofrenia, per cui però le risposte sono state tutte negative. Secondo le perquisizioni nell'appartamento di Alejandro Meran sarebbero stati trovati degli psicofarmaci e da una ricostruzione del suo passato all'estero, anche grazie alle parole via telefono ottenute dalle Iene, risulterebbero visite in un centro di salute mentale in Germania, nella regione della Baviera. All'estero l'omicida sarebbe stato il protagonista di un reato, il furto di un Audi A6 nel comune di Deggendorf, nella periferia di Monaco, sempre in Baviera, terminata con lo schianto contro una barriera all'aeroporto di Moss. Aspetti che, se confermati, avvalorerebbero l'indole aggressiva descritta in questi giorni, a riprova che il ragazzo avrebbe necessariamente bisogno di cure mediche e che la sciagura di venerdì sarebbe stata causata proprio in uno di quei momenti di schizofrenia di cui soffrirebbe il ragazzo. Resta in piedi peraltro la tesi che vedrebbe il fratello come l'obiettivo del killer per la denuncia dello scooter, forse il fattore scatenante che avrebbe fatto alterare Alejandro Meran e trasformarlo nell'omicida a sangue freddo visto dalle immagini della questura. Allora, buonasera, ben ritrovati con 20:10, come sempre sui temi di attualità e questa tragedia che ha investito Trieste, la regione a noi vicina, anche le province del Veneto, perché sapete che la famiglia del killer dei poliziotti ha abitato in diversi comuni anche della regione del Veneto, Ponte nelle Alpi per esempio, in parte anche Montebelluna, insomma, quindi stiamo tornando su questi temi anche per capire a qualche giorno di distanza quali sono le novità. Piano piano scopriamo altri frammenti della ricostruzione. Con noi questa sera, anche per aiutarci sulle problematiche degli agenti e le forze dell'ordine, Gino Balbinot del Sindacato Autonomo di Polizia, SAP, buonasera, ben trovato. Buonasera a voi. Grazie per essere con noi. E da Trieste, se Alberto e Bob ci aprono il collegamento li ringrazio, c'è Bernardo Gulotta, nostro caporedattore della redazione di Trieste di Tele4. Ciao Bernardo, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, tu hai, tanto abbiamo rivisto anche una parte della ricostruzione delle ultime ore con il tuo servizio di oggi. Ci sono altre possibili novità, no? Una di queste fa riferimento alla rapina, perché poi è stata un'aggressione violenta di quello scooter alla mattina fatta dal 29enne domenicano che poi ha ucciso i poliziotti. E cosa si è scoperto, di cosa si parla in queste ore? Sì, facciamo un passo indietro. All'inizio questa rapina, che è stato poi il motivo per cui il fratello di Alejandro Meran ha convinto quello che poi è risultato l'omicida dei poliziotti costituirsi, doveva essere una rapina abbastanza veloce anche nella sua dinamica, come l'abbiamo raccontata, ovvero Alejandro Meran al mattino, passate le 6, si è avvicinato a uno scooter, ha scaraventato a terra la proprietaria, colei che era in sella in quel momento allo scooter, ha preso il mezzo ed è partito via da via Carducci verso via Battisti. Per chi poi Trieste la conosce, fondamentalmente da una via principale è andato in una via un poco più piccola, ma che subito incrocia la via medesima. Questo è stato poi recuperato attraverso la denuncia che ha fatto la donna proprio del mezzo, e poi il fratello, venuto a conoscenza del fatto, ha convinto Alejandro Meran a costituirsi. Cosa emerge oggi? Emerge che a bordo dello scooter, da testimonianze della stessa via che hanno assistito anche fugacemente a questa repentina rapina, emerge che a bordo dello scooter non c'era soltanto Alejandro Meran a bordo, bensì anche un'altra donna, una misteriosa donna che dovrebbe essere forse stata il palo o una complice o una persona da lui conosciuta che ha deciso di seguirlo in questa rapina. Non si sa, sono ancora lati oscuri che abbiamo appreso nella giornata di oggi, secondo una delle testimonianze di chi ha visto, come ho detto poco fa, questa rapina dal vivo venerdì mattina in via Carducci. Grazie Bernardo, tra l'altro ricordo alla regia, vediamo anche le immagini, ma un aspetto che abbiamo sottolineato nelle scorse ore, molto probabilmente il 29enne domenicano killer dei due poliziotti ha
sparato, lo vedete, sta cercando in realtà il fratello che appunto lo ha portato lì in questura per consentire la riconsegna di questo scooter e di fatto poi denunciare il 29enne domenicano, e quindi a quel punto pare che questa sparatoria sia nata perché Alejandro Meran voleva uccidere il fratello vendicandosi di questa sua denuncia. Il fratello era con lui, lo ricordo, insomma, per avere le ultime novità. Allora, Balbinot, cosa si sente di dire di tutto quello che è successo in questi giorni, le polemiche che sono state inevitabili, le dotazioni e tutto il resto, ma intanto un segno di vicinanza, di affetto per questi ragazzi? Sì, credo che la vicinanza sia dovuta e che per fortuna in questo momento l'Italia più o meno tutta comprenda che bisogna pensare ai morti e non tanto a quello che accadrà poi sotto l'aspetto giudiziario o sotto l'aspetto, se vogliamo, socio-psicologico nei confronti della persona che in questo momento si trova in stato di arresto. Per quanto attiene invece alle polemiche sull'utilizzo malfatto di quello che è stato il momento dell'arresto, piuttosto che la fuga, piuttosto che l'arma che viene sottratta al poliziotto, rimanda eventualmente a quello che è una protesta che noi ormai esaltiamo per quella che è la protesta stessa, non ascoltata dalla maggior parte di quelle che sono anche le nostre stesse istituzioni. Le dotazioni che spettano alla polizia per poter lavorare serenamente credo che siano insufficienti da tantissimi anni. Avere in dotazione una fondina che, faccio un esempio semplice, stamattina è successo in una delle province del Veneto che una fondina di un collega, proprio la fondina che è stata messa in discussione, cioè quella la stessa? Lo stesso modello. Ce ne sono... Cosa è successo? Si è rotta? Si è rotta. Questo ragazzo che doveva entrare in servizio è lì che sta arrabattandosi per vedere di trovare una fondina che probabilmente si farà prestare da un collega perché il magazzino che fornisce solitamente il materiale non è dotato in questo momento perché non abbiamo chissà quali riserve. Peraltro queste fondine sono anche già oggetto di revisione su segnalazione del nostro sindacato e di altre strutture sindacali, ma principalmente noi abbiamo fatto già in passato addirittura un'attività per Posso chiedere, perché in questo periodo si parla delle smart, pistole smart, cioè quelle che potrebbero entrare, sì, sono 450 euro sì, solo l'opzione, e poi... cioè che vuol dire che ha un'impronta digitale, quindi non la potrebbe utilizzare nessun altro, quindi nessun altro potrebbe esplodere dei colpi impossessandosene perché non riconosce l'impronta digitale. Vabbè, quello magari, insomma, dovessimo mai arrivare a quello. Però che tipo di fondina basterebbe avere, che tipo di accortezze da questo punto di vista? Allora, per quanto attiene la fondina bisogna considerare che sono stati fatti già diversi studi, quindi si stanno modificando nel tempo. Le prime fondine, io ad esempio sono istruttore di tiro dall'82 e quindi ho visto un po' l'evoluzione di quelle che erano appunto le conoscenze che noi portavamo sugli errori fondamentali della fondina piuttosto che delle armi e si sono modificati a sufficienza. Però sufficienza non vuol dire che in questo momento la fondina sia adatta, stanno facendo degli studi per migliorarla e per renderla per ipotesi sicura con una percentuale ottimale. Di sicuro la smart non ci sarà mai secondo quello che è un parere nostro, perché sono spese che nessun governo in questo momento può sostenere. No? Sì. Invece il giubbotto antiproiettile, quello più leggero, costa 70 euro. Ma quello sì, e già sarebbe un bel passo in avanti anche sulle aggressioni, no? Sì, non solo quello, ma per dire anche il giubbotto dove poter in qualche modo depositare quelli che saranno strumenti di difesa passiva e attiva del poliziotto, quindi ormai è superato il manganello come strumento di difesa. Ci potrebbero essere... Il taser, quindi penso al taser? Io credo che il taser, noi l'abbiamo chiesto, è stato sperimentato a sufficienza, che ci sia una polemica politica su renderlo operativo. In questo caso sarebbe servito poco però forse, no? Ma non è vero, non è vero, cioè, in tantissimi casi e probabilmente anche in questo utilizzare il taser vuol dire poi avere un approccio diverso con la persona che viene fermata, quindi non è indispensabile pensare a questo fatto come un fatto fine a se stesso. Se ci fosse stato il taser, ad esempio, il collega poteva avere la porta aperta e tenersi a una distanza tale da poter utilizzare quello. Chiaramente la pistola ormai è diventata uno strumento talmente preoccupante come utilizzo, perché garanzie giudiziarie e funzionali non ci sono. Noi da tanto tempo chiediamo ad esempio che il poliziotto non possa essere indagato
uso un termine che usa un mio segretario nazionale, che è quello che ogni asino che raglia porta alla sbarra, guarda caso, il poliziotto, perché l'indagine può essere fatta, può essere sviluppata, ma dovremo passare attraverso quello che noi lo stiamo chiedendo, la Procura Generale, in modo tale che non ci sia un'indagine e una spesa eccessiva da parte del poliziotto per dimostrare quello che realmente tutti sanno non essere una colpa. Allora Bernardo, torno da te per chiederti, intanto tu ci raccontavi di questa ragazza misteriosa che sarebbe stata a bordo dello scooter rubato, no? La mattina da quello che poi si è rivelato il killer dei due poliziotti. Che clima si respira? Ci sono novità sul fronte dell'autopsia, perché anche un'indagine sui corpi dei due agenti potrebbe aiutare a chiarire la dinamica. Non si sa se per esempio Rotta, cioè il poliziotto 34enne di Pozzuoli, possa aver estratto la pistola perché insospettito dal comportamento del domenicano, o magari appunto gli è stata rubata proprio dalla fondiera. Ci sono tante cose da chiarire, se l'aggressione prima o dopo. Sì, ci sono diversi aspetti che sono ancora un po' all'oscuro della risoluzione poi della dinamica. In particolare, lo hai detto tu, come il domenicano ha sottratto l'arma a Rotta, l'agente Rotta, se gliela sfilata in un momento di distrazione, oppure se l'agente Rotta, accortosi che qualcosa non andava bene perché la richiesta di andare in bagno fosse fittizia da parte di Alejandro Augusto Stefan Meran, e quindi impaurito anche per precauzione ha deciso di estrarre l'arma per capire le intenzioni, e in quel momento allora il domenicano è riuscito ad aggredirlo sottraendogli l'arma e poi sparando. Abbiamo poi assunto anche numerosi colpi, perché se inizialmente pare che fossero 2 i colpi all'indirizzo dell'agente, poi abbiamo scoperto essere invece 5 da una parte e 4 dall'altra per i 2 agenti, perché subito uditi gli spari all'agente Rotta è intervenuto De Menego, che è l'altro collega che purtroppo è rimasto ucciso in questa dinamica, e quindi a questo punto è rimasto coinvolto anche lui dalla raffica di fuoco del domenicano. Questo ancora non si sa, non si capisce se l'arma è stata sottratta prima o dopo, se l'agente fosse insospettito o meno. Esatto. Un altro aspetto, altri dettagli che abbiamo appurato anche oggi: le telecamere. Dalle parole del questore ci sono aree della questura che non sono coperte dalle telecamere, e una di queste era proprio il presunto corridoio che porta alla stanza dove poi erano diretti gli agenti con i fratelli, perché poi l'altro fratello, quello fondamentalmente innocente, era lì per accompagnare Alejandro Meran, e in questo caso però non si può risalire a quanto accaduto, proprio perché mancano le immagini. E poi c'è un dettaglio che abbiamo preso anche oggi dalla ricostruzione di una testimonianza riportata poi a mezzo stampa, cioè chi ha un esercizio commerciale nelle vicinanze della questura e ha sentito gli spari, le urla, i momenti concitati, le sirene, e c'è chi dice, una donna in particolare, che ha visto, una volta atterrato Alejandro Meran, ha visto la polizia che si è avvicinata, gli hanno spostato probabilmente con un calcetto la pistola dalle vicinanze del corpo, e la ragazza, la testimone, ha visto che gli è stata anche sfilata una manetta da un polso. Allora la mia domanda è: allora aveva le manette oppure no? Questo è ancora da capire. Vero, questo è un dettaglio importantissimo che hai citato adesso, perché ovviamente poi in queste ore, in questi giorni, si è discusso molto sull'opportunità o meno, ma è una cosa che non è consentita dalla legge, adesso ce lo spiegherà molto bene Balvinot, e ammanettare, perché utilizzare non era stato arrestato, quindi le manette non servivano. Esatto, giustissimo, infatti dice bene Bernardo Gulotta, non era stato arrestato, quindi non si potevano utilizzare, no? Balvinot è così? Sì, la provvisorietà di quella che è la limitazione della libertà personale in quel momento poteva essere omnicomprensiva, quindi se i colleghi avevano già deciso che ci sarebbe stato un arresto, si formalizza con il verbale, ma nella realtà dei fatti la persona trasportata dentro quegli uffici aveva già la possibilità di essere ammanettata. Quindi vuol dire che in quel momento non era arrestato, però ripeto, la procedura è una questione che riguarda poi quello che è l'aspetto giudiziario. Io parlerei più di un aspetto tecnico. Posso infatti chiederle sull'aspetto tecnico una cosa, e poi andiamo in pubblicità per pochi istanti. Sì. Come ci si comporta, per quello che può dirci, anche nel rispetto dei 2 ragazzi, di quello che è successo e che sappiamo, perché purtroppo in queste ore ci si è spinti anche oltre, lo sappiamo molto bene.
nel momento in cui c'è una persona che è sospettata di un reato che chiede di andare in bagno. C'è la distanza, Sì. deve essere accompagnato per forza, immagino di sì. Che cosa si fa? Anche perché noi abbiamo capito la stanza dell'interrogatorio nella quale si trovavano i due agenti insieme ai due fratelli è di fronte vediamo, è di fronte al bagno di cui insomma ha chiesto l'utilizzo, ecco, proprio lì vicino. Poi qui ha già sparato purtroppo almeno a un agente, e una di queste stanze appunto, quindi la stanza dell'interrogatorio è di fronte a quella del bagno, quindi davvero pochi passi. Come ci si deve comportare in un caso come questo? Allora, credo che i colleghi abbiano fatto anche più o meno quello che era possibile con le dotazioni che noi abbiamo. Ripristinare le celle di sicurezza e renderle anche operative sotto questo aspetto. Se ad esempio io devo sentire una persona, posso avere la possibilità di averlo in cella di sicurezza finché lo lascio, dove ci sarà addirittura la possibilità di avere un filmato continuo di quella della persona, della presenza, di quelle che sono eventualmente anche autolesionismi che questi mettono in atto più spesso che mai. Quindi di fronte a questo avrei un bagno che poteva essere utilizzato all'interno della camera di sicurezza, quindi senza bisogno che ci fosse un rischio da parte della persona che in quel momento poteva essere fermata o comunque accompagnata all'interno di questa struttura senza avere nessun tipo di rischio. Dopodiché all'interno della camera dove avvengono solitamente le attività di polizia giudiziaria, quindi anche gli interrogatori eventualmente, lì le persone vengono trattate secondo quella che è una presunzione di pericolosità o un calcolo sulla pericolosità della persona con cui ci si approccia. Quindi comunque a debita distanza? Beh, assolutamente sì, ma io mi metto nei panni di quei colleghi che oggi si vedono messi alla gogna perché c'è una persona che da fermata, come è successo ad esempio per l'omicidio del carabiniere a Roma, viene trattenuto attraverso quelle che sono fascette piuttosto che manette. Credo che la cosa non cambi. Se io arresto una persona, la persona sarà già limitata nella libertà personale, quindi in quel momento si potranno utilizzare tutti i sistemi che servono per trattenerla. Qualcuno ha messo in discussione questa benda sugli occhi, che solitamente per le persone esagitate o sottoposte a quelli che sono effetti psicotropi serve per calmare. È assolutamente previsto in tutte quelli che sono gli approcci anche sociologici e psicologici. Soprattutto chi potrebbe aver fatto uso di stupefacenti, esatto, stava dicendo. Esatto, soprattutto chi fa uso di queste sostanze. E Bernardo, torniamo da te subito dopo la pubblicità, proprio su questo anche, alcune cose scoperte relativamente alla Germania e al presunto utilizzo di droghe. Allora, ci fermiamo pochi istanti e poi torniamo su questa tragedia. Torniamo in diretta, 20:10, stiamo cercando di capire insieme ancora quali potrebbero essere i contorni della tragedia di Trieste di venerdì pomeriggio scorso. Sapete, i due poliziotti purtroppo sono deceduti e tra l'altro quasi sul colpo dopo la sparatoria da parte di Alejandro Meran. Dunque Bernardo, se hai altri dettagli, uno di questi per esempio, e ripeto, siamo stati i primi, diciamo, con l'intervista di Tele4 a dire che molto probabilmente Alejandro stava cercando di uccidere il fratello Carlis, quindi Alejandro Meran cercava di uccidere il proprio consanguineo. Non si riesce a capire chi sia questa persona, perché molto probabilmente, per come vediamo sparare in quel servizio, è persona che sa utilizzare e molto bene le armi. Bisogna capire che passato ha, qualcosa del suo passato mi sembra di capire sia emerso, cioè? Sì, la premessa è quella che hai fatto tu, doverosa, la destrezza che si percepisce dal video nell'utilizzo delle armi, perché impugna entrambe le armi, le due beretta degli agenti, e nell'atrio della questura fa fuoco per 3 volte in direzione alla sua sinistra, in diagonale, a una distanza di circa 8 metri, e
colpisce, poi ferisce alla mano un agente e si vede come nella corsa non, come dire, non risente di quel rinculo che per chi non sa utilizzare le armi è abbastanza sbandante. Poi ovviamente Gino Balbinotti del SAP lo saprà spiegare meglio di me, su quello senza ombra di dubbio. Questa è la prima. Poi lo scarrellamento che l'agente che è stato ferito ha sentito, e lo stesso agente anche che è riuscito a neutralizzarlo, a metterlo fuori gioco colpendolo in un punto non letale, ha sentito da parte di Alejandro Meran quello scarrellamento tipico di chi sa come caricare poi l'arma pronto di nuovo al fuoco, quindi sapeva utilizzare un'arma. Questo pare che sia abbastanza assodato, però restiamo sempre col condizionale perché non abbiamo tutti gli elementi per esserne sicuri. Cosa emerge dal suo passato? Emerge che Alejandro Augusto Stefan Meran era già stato preso in cura da alcune strutture in Germania, in Baviera. Così dice la famiglia, no? Esatto. Sì, esatto, i familiari preoccupati da suoi comportamenti aggressivi e violenti, ogni tanto anche fuori da un contesto della quotidianità, perdeva le staffe facilmente, hanno deciso di rivolgersi a queste strutture, lo hanno accompagnato, lui è stato lì ospite per diverso tempo, non un ricovero vero e proprio, quindi una riabilitazione diciamo dalla A alla Z per intenderci, ma delle visite che potessero permettere a chi poi lo ha preso in cura di capire anche a che livello, mettiamolo in questo modo, a che livello era poi necessario intervenire. Solo che sempre dalle testimonianze della famiglia lui ha lasciato questa struttura e quindi ha deciso di abbandonare poi anche la Germania per poi arrivare in Italia con la famiglia. La famiglia stessa è stata la prima a, come dire, a denunciare questo problema, cioè che lui aveva bisogno di cure ma che non era stato preso in carico poi successivamente. A questo si affianca un ultimo aspetto, poi vi restituisco la linea per il dibattito, quello del furto di un Audi A6 nella periferia diciamo di Monaco, un comune a sé della Baviera, il furto di quest'auto per poi concludere la sua corsa andando a sbattere su un cancello di un aeroporto nel comune vicino, quindi una scorribanda che fa intendere comunque di un suo comportamento delittuoso, in questo caso è fuori, anche in Germania, dove avrebbe tra l'altro un amico che andava a trovare spesso. Su questi viaggi stanno indagando in procura, il procuratore Mastelloni, e capire come mai appunto questi viaggi frequenti. Cosa possiamo aggiungere? Possiamo aggiungere che non solo, come diceva il suo collega, una persona che riesce a sparare con 2 pistole contemporaneamente è una persona che ha una formazione molto elevata. Quindi se questo è legato a quello che può essere una struttura mentale di disagio sociale, probabilmente lo ha portato anche ad addestrarsi, cosa che magari fanno anche i nostri colleghi, i nostri poliziotti, ma secondo quello che è il nostro parere non a sufficienza, soprattutto perché non devono essere soltanto preparati e formati sotto l'aspetto tecnico, ma anche sotto l'aspetto mentale, perché oggi devo dire c'è un disagio particolare nell'affrontare con qualsiasi tipo di strumento in dotazione quella che è la difesa passiva o piuttosto l'offesa nei confronti. Senta, c'è un momento di cesura, cioè da quel momento nulla è più come prima. Noi l'abbiamo raccontato anche molto bene con le nostre dirette dei giorni scorsi, perché abbiamo seguito per ore e ore. Ecco, qui vedete Matteo De Menego con la fidanzata a Trieste, che tra l'altro ha scritto una lettera al poliziotto con il quale si voleva sposare, bellissima, toccante, lo immaginerete. Cioè la città è scesa in piazza con 7.000 persone per un omaggio, con le candele, quella messa di sabato sera, ma c'è un momento da oggi in poi per cui inevitabilmente qualcuno deve fare qualcosa? Credo che sia anche un po' tardi. Questo purtroppo è certo. Non solo per questo fatto, noi abbiamo
già da diversi anni rappresentato che c'è una sorta, noi lo chiamiamo il partito dell'antipolizia, ma in realtà è una cultura della mancanza di rispetto di quelle che sono le autorità generalmente nel paese, quindi l'offesa del poliziotto che non paga più, che non viene più fatta pagare, il poliziotto che se qualsiasi cosa deve fare attenzione a come la fa perché altrimenti va all'agonia mediatica per giorni, cosa che cioè è chiaro che prima di utilizzare un'arma ci pensa... Ma non solo l'arma, addirittura qualsiasi tipo di reazione contro una violenza che in quel momento si sta prospettando lo rende quasi invalido. Si consideri che da giugno ad oggi sono quasi 200 le aggressioni alle forze dell'ordine con feriti di vario tipo, non ultimo quello che nella stessa mattinata, dopo quella che è stata l'uccisione dei colleghi, una collega ha subito un aneurisma, un'ischemia a seguito di queste aggressioni. Quindi vuol dire che non c'è più la cultura di quella che può essere il rispetto della divisa e passa attraverso quelle che sono state il tentativo di far passare un reato di tortura come l'unico che poteva calmare la polizia, che è talmente professionalmente preparata anche sotto l'aspetto sociologico. Mi dice una cosa, poi torniamo da Bernardo se ha altre novità, insomma, anche per altri aspetti che abbiamo approfondito, per esempio modificare e consentire che per condizioni di sicurezza, anche se il clima sembrava tranquillo, il 29enne con disturbi psichici, a questo punto dobbiamo pensare presunti perché non c'è niente che certifichi ciò allo stato attuale, si modifichi, diciamo, la legge e si consenta l'utilizzo delle fascette, delle manette, può essere una cosa che migliora il vostro lavoro, il lavoro degli agenti? Beh, credo che sia stato chiesto da parte nostra proprio di avere il famoso arbitrio in quello che è non un arbitrio fuori da quello che è la norma, ma proprio mettere in chiaro quali sono i sistemi adottabili dal poliziotto per non incorrere solitamente in quelle che sono poi le ire di chi ormai stupidamente prende come ultimo capo espiatorio il poliziotto, anche quando questo è successo recentemente, che solo per contenere una folla qualcuno ha usato quel momento e quel sistema per fare un'attività politica. Noi ormai siamo diventati lo strumento politico, vuoi per un lato, vuoi per l'altro, ma di interesse politico, e nessuno interessa il poliziotto, si interessa del poliziotto che deve essere difeso perché in quel momento sta rappresentando un'istituzione importante nel nostro paese. Se deve essere un paese civile deve avere anche concretezza in quella che è la sicurezza da dedicare ai propri cittadini. Bernardo, cosa possiamo dire in chiusura? Fa specie anche il numero di colpi che ha sparato Alejandro Meran, perché ha fondamentalmente scaricato 2 pistole, 2 Beretta che hanno un caricatore da 15 colpi, 17 se esteso, e li ha svuotate praticamente tutte, perché oltre ai colpi che ha inferto agli agenti e ha sparato a 2 mani nell'atrio della questura, ha poi anche fatto fuoco all'esterno, quindi una freddezza di esecuzione che fa anche paura se pensiamo che questo è successo in pieno centro e poteva provocare sicuramente un bilancio ancora peggiore. Non che questo sia una consolazione assolutamente, anzi, però fa specie anche questo, il fatto che, come ha detto giustamente Balbinot, la dimostrazione del video è quella di una persona probabilmente addestrata o comunque conscia di quello che stava facendo, almeno dal punto di vista tecnico, forse dal punto di vista mentale no, però dal punto di vista tecnico sì, questo fa un po' paura. Chiaro, certo. E dunque, dicevamo, incarico dell'autopsia in queste ore, per i funerali ancora non si sa nulla, sì, giusto? Incarico l'autopsia in queste ore, per probabilmente la giornata di domani o venerdì. Dei funerali non è stato ancora detto nulla di ufficiale, però ciò che si vocifera è la probabilità di una camera ardente cittadina e poi di funerali distinti nelle 2 città d'origine dei 2 poliziotti. Quindi Pozzuoli... Però siamo alla prossima settimana questo. Certo, sicuramente Pozzuoli per Rotta e Velletri per De Menego. Tra l'altro nel primo interrogatorio dopo il ricovero per il 29enne dominicano che ha ucciso i 2 poliziotti, avrebbe detto agli investigatori, ho sentito le voci, confermando un po' quello che aveva detto di lui anche la madre, ho sentito le voci, uccidi, e questo, vero? Il giorno prima
Il giorno prima pare che ci fosse stato un momento, come dire, di tensione in famiglia, proprio perché il ragazzo manifestava dei problemi, dei disturbi, e la madre ha riferito di aver sentito lui che sentiva delle voci, che era confuso, sentiva strane sensazioni. Da qui anche la volontà di insistere da parte della famiglia nella ricerca di una soluzione pianificata proprio per questi disturbi psichici, e poi il giorno dopo purtroppo è successo quello che è successo. Quello che hai menzionato tu è proprio il primo interrogatorio dopo le dimissioni dall'ospedale, dove lo stesso Alejandro Meran pare avesse dichiarato nuovamente che sentiva delle voci che lo inducevano a compiere quei ad agire in quel momento. Balbinotto? Ma io direi che un aspetto difensivo solitamente interviene proprio per far capire che c'è un momento di disagio mentale in tutti quelli che approcciano quelli che sono reati di varia specie. Io sono del parere che chiunque uccide scientemente una persona sicuramente non è sano di mente, quindi in ogni caso dovremmo parlare che nessuno che uccide scientemente una persona può essere condannato. Quindi io mi auguro che comunque nel momento in cui la magistratura farà quello che è il corso adeguato e giusto, cominci a pensare che le condanne devono essere adeguate, devono essere veloci, presenti, e possono anche essere un indirizzo a tutta la società ormai per non poter in qualche modo intervenire senza aver il rischio di essere puniti per quello che si fa. Grazie a Gino Balbinot, SAP, Sindacato Autonomo di Polizia, e grazie a Bernardo Gulotta, nostro giornalista collegato dalla redazione di Tele4. Grazie Bernardo. Grazie a voi. A voi Oggi è 9 ottobre e dunque questa sera dopo di noi andrà in onda il documentario di nostra produzione dedicato al Vajont, il dramma di 56 anni fa. Grazie per averci seguito, buona serata.